Ciao ragazzi, che bello vedere Giannico che pela le patate, sembra lo sguattero di una nave. In realtà quelle patate farà degli gnocchi strepitosi, gnocchi anche oggi, anche se non è giovedì nemmeno oggi, e soprattutto gnocchi estivi. Che bello che è da vedere. Giannico non mi pare tanto medievali però. Ma certo che non sono medievali, se li vai dopo, però come dire, questi qua mi sono orgogliosissimo perché fa Alessandro un'azienda agricola qua vicino, ma non è vero che è una roba esclusiva del sud Italia, è una roba che se ti raccogli e ti mangi, questi si sono raccolti stamattina, ma il segreto dei pomodori è che sia raccolti in giornata, ma assaggia, sentiamo. detto in dialetto veneto, saglia. Ma non per comprarti. È dolce? Sai che roba? Madonna. Buonissimo. Ma te fa suare, te fa sazietà, no, te fa fresco, no? Questi qua, i gnocchi freddi. Ma va. Invece l'insalata di pasta e tutte gnocchi. che ciavarie, insomma. Ma ci facciamo, sai la prima, facciamo i gnocchi, a mezzogiorno mangiamo i gnocchi freddi. Guarda che spettacolo, magari che sotto il momento tocca a te il formaggio. Va bene. Dopo. Le patate te che esa? Sì, tra l'altro queste qua sono nuove. E quando che fai i gnocchi, perché qui sai, è proprio sai, beh, che ora è il gnocco vero, non serve neanche l'uovo. Però siccome che mi va a fare importanti, certo. non è che vuoi farli solo che per Stefano Cantiero, perché logicamente dopo lo sai, giusto? No. Vuoi a fare importanti, ora l'uovo è un legante. E ora, perché dopo, quando che l'uva via, mica gente che mangia, Certo. va sempre fatto con la pasta fredda, con la patata fredda, perché se te fai con la patata calda, il vapore ti rovina il gnocco. Gli metto dentro un po' di ovetti, ripeto, se avevi una buona patata, gli basta pochissimi ovetti. Puoi benissimo mettere anche del grana o un altro aroma, penso a cannella, oppure vuoi fare i fighi, peste e brocche e garofano. Mi piace tantissimo sto impastare qua, cioè metterci le mani in pasta, capito? Sti poetici, mamma mia, mettesse mai in pasta anche ogni tanto, porca tot. Ed è come dire un stampo, questa no, va bene, vedete stampo? Certo. Vedete stampo? La passata sulla forchetta. È il deo, vedete il deo che fa come, non ti viene in mente i gnocchi pugliesi, o i gnocchetti sardi? Sti qua lui cucinandosi, i trattiene il sugo dentro. Fai venire fame solo a sentirti. Oppure, no, diamo il gnocco, lo schissiamo, gli mettiamo dentro un ripieno, un toccatè del formaggio, metti che questo sia formaggio, gli mettiamo qua, non sei che non sei. Una caramella. Altro mito da sfatare in Veneto, che il cappero è esclusivamente del sud, no. Sua muretta di Acceso de Molvena, un certo don veronese, e gli ha messo dei capperi dentro le sue fissurette. E te passi adesso andando a casa, ti vedi sto cespo di capperi, che mi è venuto tantissimo i fiori. Io diamo un po' di profumo a sta roba stranissima qua. I gnocchi il segà di posare, il ga cucinare 4 minuti sull'acqua e adesso che bei, che bei.
Due altri Verona di Monteveronese Stravecci, un altro diciamo il pincion. Formaggio pincion, quello che ti gratti di noci, ti dai una grattata di quello, secondo me può riandare bene lo stesso. Se vogliamo, possono essere gusti classici, pomodoro, basilico, però è vero che si può arricchire un po' a fantasia. Ma sì, si può metterci olive, potuto mettere anche un po' di prosciutto o quello che te vuoi. Questi qua li ho fatti per mangiarli domani, però, perché essere... Perché Poi. domani non cambia più. No. Vedi il pomodoro come tu senti. Ragazzi, eccezionali, questi sono ancora tiepidi, ma se li facciamo raffreddare e mangiare domani, quella è la vera chicca di oggi. Giusto? Sì, ma ti senti leggero o non ti sui? Sono leggero che continuo a mangiare. Ti puoi andare anche a trebbiare? È quello che farò dopo, infatti. Ma voglio stare leggero, quindi mangio questi. Ma io capito tipo il lavoro, abnegazione. Senti che roba però.